Buongiorno, benvenuti. Abbiamo qui David. Buongiorno. Purtroppo, ciao Max, Ciao non Max. è presente. Però gli auguriamo buona domenica, così come a tutti voi. Oggi abbiamo tanto da dire e soprattutto questa sera ci sarà un big match molto interessante, soprattutto per gli amici interisti che hanno facilmente passeggiato sulla Salernitana. Ma non parliamo di calcio, perché oggi vogliamo un po' stravolgere il nostro cosiddetto palinsesto e abbiamo qui David che ci illustrerà del futsal, del calcio a 5, perché ieri c'è stato un derby a Pordenone, quindi derby pordenonese tra il Diana Group Pordenone e il Macan Prata. Giusto. Quindi dici cosa è successo in questo derby. Allora, è stato un derby di alta classifica perché il Pordenone veniva da 3 punti di vantaggio sul Maccan. Derby, si può dire, senza storia nel primo tempo, perché il Pordenone dopo 5-6 minuti era già 4-0, il Maccan non c'era proprio in campo, è brutto dirlo, però dobbiamo essere realisti. Tu che hai visto la partita puoi dirlo. Sì, realisti, il Maccan non era in campo, ha fatto 4-0 il Pordenone con errori di tutti i colori. Dopo è riuscito a fare il 4-1 il Maccan, il 4-2 il Pordenone. Il primo tempo è finito 6-2, David 6-2, quindi un risultato comunque recuperabile per il calcetto, infatti, però abbastanza netto. Appunto, infatti secondo tempo la formazione di mister Sbisà ha giocato quasi tutto il secondo tempo col portiere di movimento, faceva 2 squadre, una squadra di difesa col portiere e una squadra di attacco col portiere di movimento. Ha creato tanto, però come diceva Max, se non la butti dentro non fai niente. Il Maccan attaccato, il Pordenone si è difeso ed è ripartito e alla fine ha vinto 8-5 meritatamente. Quindi succede che va a 6 punti ma con una partita in più. Quindi attualmente ancora tutto aperto quando mancano quante giornate? Partite, 7 giornate. Però diciamo che è solo la matematica che gli impedisce di dire. E siamo in Serie B, quindi andrebbe in A2. Andrebbe in A2. Ok. Allora, parlando di calcio, ovviamente abbiamo anticipato della vittoria dell'Inter, per cui sei molto contento che Lautaro sia tornato al gol dopo 3 mesi, ma per l'Inter c'è una notiziola che anche la Gazzetta, che dopo vedremo, che c'è un nuovo acquisto in ballo. Chi è? Dobbiamo dirlo oppure facciamo un lo po' di lo diciamo perché c'è nella prima pagina, per cui credo che qualcuno l'abbia già letto, ma parliamo di Paolo Dybala. Esatto, ci sono dei contatti in atto, ancora niente di certo, però la gioia potrebbe sbarcare a Milano, sponda nero-azzurra. Detto questo, ieri ci sono stati anticipi anche positivi per le regionali, soprattutto l'Udinese che ha battuto 2-1 la Sampdoria, una vittoria molto importante per la lotta salvezza. E poi c'è stata ovviamente la vittoria della Roma per 1-0 contro l'Atalanta. Quindi una spenta dea. Tra l'altro le due squadre giocheranno giovedì, l'Atalanta in Europa League, un match molto interessante col Bayer Leverkusen, tra l'altro ore 21, e Bayer Leverkusen che ieri ha pareggiato 1-1 col Bayern Monaco, capo classifica in Bundesliga, mentre per quanto riguarda la Roma giocherà giovedì sempre per la Conference League ad Arnhem contro il Vitesse, ore 18:45. Detto questo, ieri sera la Lazio facilmente ha espugnato la Sardegna Arena, vincendo 3-0, Immobile 143esimo gol con la maglia biancoceleste, raggiunge Silvio Piola e quindi gran record per Ciro, che speriamo segni anche il 24 e il 29 marzo quando ci saranno in palio i mondiali, e qui ovviamente tutti ci facciamo gli scongiuri del caso. Però detto questo, che cosa va detto? Che avevate azzeccato entrambi, sia tu che Max, questo 2 della Lazio, mentre io davo il Cagliari leggermente favorito, purtroppo però avete sono le ultime prestazioni che aveva fatto buone. Esatto, aveva fermato il Napoli, aveva meritato di vincere anche contro il Napoli. Napoli che questa sera affronterà il Milan per una sfida d'alta classifica, ma ribadisco quello che ho detto nelle puntate precedenti di Sportissimo Channel, che il favorito numero 1 è ancora l'Inter, ma sulla base di che cosa? Sulla base del calendario, sulla base di quello che ha mostrato venerdì, anche se martedì sera nella Champions, quando ci sarà Liverpool-Inter, Liverpool che ieri ha vinto 1-0 con West Ham in Premier, e quest'oggi c'è alle 17:30 il derby di Manchester City contro United. E quindi Liverpool ha soli 3 punti dalla vetta, quindi un Liverpool in forma.
direi che per l'Inter non sarà facile No, ribaltare, ma ci assolutamente. proveranno. Martedì sera ore 21, giusto? Ecco, quindi match tra l'altro trasmesso non solo da Sky e da Now TV in streaming, ma anche da Canale 5, ecco, ricordiamolo per gli appuntamenti. Ma ovviamente bisogna parlare anche di tennis, e qui il buon Max ci avrebbe detto di un super Lorenzo Musetti che ci regala, insieme a Sinner, 8ª vittoria su 8 nei singolari di Coppa Davis, ci regala appunto Lorenzo Musetti schierato a sorpresa da coach Volandri nell'ultimo singolare, peraltro era l'esordio, decisivo, esatto, è stato decisivo perché avevamo perso il doppio dopo l'1-1 di venerdì, e cosa è successo? Che probabilmente dopo aver perso il doppio e aver vinto con un grande Sinner il quarto match, quindi 2 pari, a questo punto Sonego probabilmente non era in forma o probabilmente in condizione, e Volandri si è affidato a Lorenzo Musetti, che ha portato a casa, dopo aver perso il primo set, ha portato a casa la qualificazione molto importante alle finali di Coppa Davis, che probabilmente a quanto pare sembrerebbe il quarto di finale potrebbe giocarsi a Bologna, ecco, così sembra, diciamo, dai rumors. Ecco, questo per quanto riguarda il tennis, in attesa che il 10 marzo inizi Indian Wells, dove l'anno scorso Sinner arrivò in finale. Ecco, detto questo, parliamo anche di basket, perché qui c'è un piccolo diciamo déjà vu, e soprattutto salutiamo Fabio. Ciao, Fabio. Perché ieri sera c'è stata Treviso Basket contro Fortitudo Bologna, vinta dai Felsinei, quindi ai supplementari, e questo, caro Fabio, dovrebbe ricordarti un episodio di 25 anni or sono oramai, quando in gara 4 della finale proprio tra Benetton Treviso e Fortitudo Bologna successe che andarono ai supplementari, gara 4, quindi Fortitudo poteva vincere lo scudetto, ma in realtà finì con la vittoria del Benetton ai supplementari, cosa che ci costrinse a una lieve corsa verso da Villorba, dal palazzetto di Villorba fino alla vicina stazione di non ricordo dove, magari tu sarai più preciso. Ecco, ma questo eravate giovani, anche quindi... era un po', ecco, era giusto un po' di tempo fa, credo 25 anni. Ma detto questo, ovviamente il basket oggi vivrà di una sfida interessante anche su Rai Sport e su Sky, ovviamente, e Now TV in streaming, con la tortona, la sorpresa del campionato contro Milano che ha vinto ad Atene contro il Panathinaikos all'ultimo secondo, grande Heinz in Eurolega. E dobbiamo dire anche della pallavolo, perché alle 15 aspetta, basket, dimmi, c'è una sorpresa, appunto, una sorpresa, perché Daniel Hackett torna in Serie A. Dove va? Alla Virtus Bologna, che però sembra aver pronto un altro colpo, sempre in diciamo in entrata dal CSKA, sembra dal Sesca, sembra che possa prelevare l'ala georgiana Schengelia, ma è ancora per il momento fantabasket, mentre abbiamo un sicuro acquisto in Daniel Hackett, non si sa ancora quando giocherà. Tra l'altro mercoledì c'è anche il derby di Eurocup con Venezia, e quindi insomma sarà una bella partita anche quella. Ecco, ma intanto la Virtus quest'oggi ospita Napoli ore 20. E dicevo di Serie B col Pordenone sconfitto di calcio, quindi ritorniamo un attimo al calcio. Pordenone sconfitta dal Pisa, gol di Torregrossa, e c'è da sottolineare, caro David, il sorpasso di nuovo, il controsorpasso della Cremonese, che ha vinto 2-1, esatto, contro il Brescia. Esatto, quindi era Pippo Inzaghi contro Fabio Pecchia, ex Napoli, Juventus e Torino, se non ricordo male. Ecco, e poi c'è da dire, ritornando alla pallavolo, che la citiamo poco, ma ovviamente seguiamo con passione, alle ore 15 c'è la finale di Coppa Italia tra Perugia e Trento, ma soprattutto da sottolineare, lo leggevo poco fa anche sulla Gazzetta, la vittoria a Casalecchio di Reno della Coppa Italia di A3 di Prata, che ha vinto la Coppa Italia. Questa è una bellissima Tinet Prata, scusate, di Pordenone. Complimenti, prima abbiamo parlato del McCann, ma adesso facciamo i complimenti alla Tinet Prata, che ha vinto la Coppa Italia 3-2.
e quindi insomma una bellissima soddisfazione parlando di volley, insomma, che insomma ci dà lustro, in questo caso nella provincia di Pordenone. E ovviamente parliamo anche di due ruote con il ciclismo. Cosa è successo ieri? La classica delle strade bianche con la vittoria del nuovo fenomeno del ciclismo mondiale, Tadej Pogačar. Non lo scopriamo certo ieri in questa fuga solitaria che ha detto io parto a 50 km. Ma cosa è successo, Davide, a 700 metri dal traguardo? A 700 metri era talmente sotto sforzo che ha pensato bene di dare un 5 a un tifoso per salutarlo. Così, e lui ha detto era talmente sicuro di poterla vincere che ha fatto però anche questa. Dobbiamo ricordare secondo posto per il sempreverde Alejandro Valverde, appunto. Tanto di cappello allo spagnolo. Bravo. E poi ovviamente due ruote, però in questo caso motorizzate, perché si ricomincia iniziano senza il buon Valentino, che è diventato papà, bravissimo, di Giulietta, bravissimo, auguri Vale, esatto, auguri Sofia. Ma ovviamente quest'oggi dalle 13 in poi Moto 3, poi Moto 2, ma alle 16 la classe MotoGP. regina. Chi c'è in pole, lo sai? Tony Martin su. No, Jorge forse. Sì, Jorge Martin. Jorge. Ecco. Che lo chiamano Martinetto. Esatto, Martinetto in pole con secondo Enea Bastianini. Bravo. Terzo posto, però attenzione perché c'è il fenomeno lì pronto alla zampata, Marc Marquez ovviamente, numero 93 della Honda, e però c'è, speriamo in un recupero della Ducati del Pecco Bagnaia, esatto, che è nono, e speriamo però possa dire la sua. Appunto. Adesso vediamo se riusciamo a farvi vedere anche il Federico, che c'è gente anche che sta lavorando. Ecco, vediamo se è libero. Vediamo se è libero. Non è libero. Peccato, perché volevo. Vabbè, lo intervistiamo dopo. Intanto vi faccio vedere che cosa ha messo qua. Appunto, guardate, bravo. Suonano le campane. Siamo il campanile di San Vito. guardate che bella edicola, caro Davide. Facciamo un'inclusione. Vediamo, mi sta parlando, non disturbiamo. È vero. Ecco, questo lo facciamo anche per Francesco, perché Appunto. ovviamente è il fratello di Federico. Ciao Fra. E quindi ti aspettiamo anche per parlare con noi di calcio e quant'altro. Ma c'è da dire in chiusura, mentre vedo che forse si è liberato, perché dobbiamo parlare dello sci, no? Sì, attenzione che arriva, però attenzione perché Federico, eccolo qua, ci mostra, siamo in diretta, eccolo qua. Lì. Però, esatto, bravo. E attenzione, c'è la sorpresa, l'Inter chiama Dybala, Napoli, Milan, Ringo Scudetto. Quindi grazie Fede innanzitutto, e un saluto ovviamente, a presto, buona domenica. E caro Davide, direi che a questo punto concludiamo con lo sci. Complimenti alla Brignone che ha vinto la Coppa di Super G, era da tantissimo tempo che non succedeva, anzi forse è la prima volta in assoluto in campo femminile, e soprattutto anche la vittoria di Dominic Paris, che è ritornato al successo. Finalmente. E adesso vi concludo dicendo che proprio lo sci ci regala il primo argento alle Paralimpiadi. Quindi dobbiamo dare atto anche di questo, caro David. Ma a questo punto suonano le campane, direi che è anche ora di andare a produrre qualcosa di buono, e concludiamo la puntata augurando di nuovo buona domenica a tutti quanti, e ci vediamo probabilmente lunedì o martedì, adesso da vedere, ve lo faremo sapere senza dubbio. Esatto, senza dubbio, per Sportissimo Calcio Show. E dopo ovviamente ci sono le Coppe Europee, tanto da dire, tanto da parlare, con speriamo numerosi ospiti, appunto. Ecco, quindi caro David, grazie intanto di aver partecipato, un saluto soprattutto a Max. Ciao e Max. buona domenica. Buona domenica.